nessuno alla fine va a sbattere su Carnevali. Insuperabile il numero 5 della Pisana che adesso riparte, manda a vuoto addirittura Ciffoni, si concede la conclusione e l'intervento di Tommarelli ancora una volta provvidenziale, ancora una volta su un ottimo Carnevali, uno dei migliori dei suoi. Pallone allargato sulla sinistra, Ferretti prova di nuovo la conclusione e questa volta deve impegnarsi Tommarelli a togliere il pallone da sotto il 7. Bel intervento ancora del numero 1 del COD, si rimane 2-0. Vediamo la corsa di Amendola. Eccolo il numero 13, pallone toccato in direzione Piccolo, non c'è fallo, Piccolo alla conclusione, la parata. Bravo Andrea! A taekwondo con i piedi, volando per Tommarelli, si rimane 3-0. Avanti però non si intende con Fagioli, allora Piccolo poi rilancia in avanti Carnevali, il pallone toccato per Massari, se lo ritrova quasi lì a 5 uomini addosso a Massari, riesce comunque a liberarsi, la conclusione, Tommarelli con i piedi. Pallone sempre in zona d'attacco per la Pisana che però torna indietro, ancora decisivo Tommarelli. Conquistata dal COD che si è allungato però un po' troppo, Piccolo a spazio, la conclusione, l'intervento di Tommarelli coi guantoni, grandioso il numero 1 del COD 272 sulla splendida azione in solitaria di Piccolo. 10 minuti al termine della gara a partire da adesso, pallone verso il centro, stacca da solo Martinelli ed è ancora Tommarelli, grandioso, sta facendo gli straordinari il numero 1 del COD, questo secondo tempo ancora più che nel primo.